Sindaco Anzil, quest'oggi questa importante iniziativa, no? Perché bisogna continuare sempre a fare prevenzione sul territorio. Beh, certo, le esercitazioni, e in particolare quella di oggi molto complessa, servono proprio a verificare il funzionamento della macchina e la nostra protezione civile comunale è all'avanguardia da anni ormai nella prevenzione delle calamità naturali, ma c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa da perfezionare e oggi insomma, abbiamo fatto sicuramente un passo avanti. Senta, soprattutto coinvolgere la popolazione ma anche altre realtà, no? Perché come giustamente ha sottolineato lei, la prevenzione va fatta comunque 0-24. Certamente, oggi è stata coinvolta la popolazione di Frambruzzo, abbiamo simulato una scossa di terremoto con conseguente evacuazione di una parte di questo paese e sono intervenuti anche altri gruppi di protezione civile oltre a volontari di varia natura, di vigili del fuoco, guardie cinofile, forestali, insomma hanno lavorato tutti insieme e abbiamo sperimentato dalla COC, la centrale operativa comunale che ha la sede presso la protezione civile nel capoluogo di Rivignano, il funzionamento di questa macchina. Tra l'altro tra le novità tecnologiche che oggi abbiamo per la prima volta provato c'è anche un collegamento via satellite, per cui da là, dalla sala operativa, abbiamo potuto sentire e vedere tutto quello che avveniva qua sul campo dove si montava la tendopoli. Altra innovazione, abbiamo provato dei braccialetti per cui tutta la popolazione che veniva accolta nel campo veniva registrata e in tempo reale noi alla centrale operativa di Rivignano ma anche a Palmanova avevano i dati di tutta la popolazione coinvolta in questa esercitazione. Vigarano Mainarda per dare un ulteriore messaggio innanzitutto di gemellaggio, di fratellanza con Rivignano Teor, ma soprattutto perché bisogna continuare a fare prevenzione sul territorio. Esatto, prevenzione e informazione sono indispensabili. Noi ringraziamo il sindaco di Rivignano Teor, l'assessore per l'invito e per averci dato questa opportunità, perché è stata un'esercitazione molto importante, sono state tante le cose messe in campo, abbiamo sicuramente imparato tanto e speriamo aver potuto dare anche un piccolo contributo. Un ulteriore messaggio per dire che insomma, la fratellanza serve proprio a questo, no? L'amicizia, anche a conoscere i territori, perché ogni realtà ha una sua particolarità. Esatto, ogni realtà ha una sua particolarità e quindi ognuno mette in campo le proprie conoscenze per aiutare poi anche gli altri. Prossima iniziativa in comune? Prossima iniziativa in comune forse presto, a luglio abbiamo in programma un evento e quindi inviteremo i nostri amici di Rivignano.